Dottor Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto. Qualche giorno fa la stampa ha pubblicato la top 10 del turismo in Italia. Il Veneto grandi numeri, ma anche Cavallino Treporti grandi numeri. Beh, direi di sì. Innanzitutto devo dire che arriviamo dal 2016, che era l'anno dei record, sia in termini di arrivi che di presenze in tutto il Veneto. Però devo dire che mentre l'anno scorso il mare, quindi il tema della costa veneta, aveva più o meno tenuto i numeri degli anni precedenti ma non con grandi crescite, mentre il 2017 si appresta ad essere non solo l'anno record per tutta la regione, ma diciamo trainato fortemente dal sistema costiero veneto. E all'interno del sistema costiero veneto il comune che sta trainando maggiormente è proprio il comune di Cavallino Treporti. Guten Morgen, Herr Bertolini. Was denken Sie über die Integration von Tourismus und Territorium? Interessante Frage. Also wir können sicher sagen, dass heute unser Gast will nicht nur die Struktur erleben, wo er Unterhalt hat, sondern will auch das Territorium mitleben. Wie sehr ist die Schulung und Weiterbildung des Personals wichtig? Das ist wieder eine schöne Frage. Die Schulung des Personals ist sehr wichtig. Wir gehen davon aus, dass unsere Lehrlinge haben ein gutes Basis, eine gute Theorie, die in der Schule gemacht wird, aber dann brauchen wir sicher eine sehr gute Lehrperiode in unseren Betrieben. Wir sollen in der Lage sein, die Tätigkeiten zu überzeugen, dass sie sollen mit Herz, mit Seele unsere Geschichte und unsere Eigenschaften erklären. Da in Cavallino Treporti sind wir sicher einen Schritt weiter und in diesem Sinne werden von allen Betrieben unsere Lehrlinge sehr gut gepflegt, weil unser Hauptvermögen sind die Jungen. Francesco Berton, presidente di Assocamping. Quest'anno Assocamping ha compiuto 50 anni. Sì, un grande traguardo, 50 anni di attività. L'associazione è cresciuta assieme ai campeggi di Cavallino Treporti che stanno macinando record su record, nel senso anche questa stagione è stata una delle stagioni con i risultati migliori, quindi più ospiti vengono a trovarci ancora di più rispetto agli anni scorsi ed è un vero piacere poterli ospitare e far conoscere le bellezze di Cavallino Treporti. Roberta Nesto, Mayor of Cavallino Treporti. Cavallino is number 6 on the top 10 destination in Italy with more than 6.5 million of tourists last year. Cavallino Treporti is a natural park near Venice, between the Adriatic Sea and the Venice Lagoon. It's a very beautiful place. The lagoon is populated by a great variety of flora and fauna species, just waiting to be discovered by bike and by boat. And I will wait for you in Cavallino Treporti next year.